Mare o montagna, questo è il dilemma, ma se per una giornata in spiaggia possono bastare ciabatte, asciugamano e creme solari, una gita in montagna ha bisogno di qualche attenzione in più. Il rischio è di trovarsi in mezzo a un bosco e di non sapere come uscirne, o peggio ancora di finire con una caviglia slogata a causa di scarpe non proprio da sentiero. In questi casi intervengono le squadre del soccorso alpino e molto spesso si tratta di situazioni perfettamente evitabili con un po' di attenzione e con la giusta attrezzatura. Un consiglio per le persone che magari frequentano meno la montagna, che hanno voglia di farsi una passeggiata? Ma intanto un minimo di attrezzatura, cioè un paio di scarpe che abbiano una buona suolia, poi informarsi sulle lunghezze del percorso e sulle difficoltà che si incontrano e fare un confronto con le proprie capacità. Poi controllare le condizioni meteo che sono previste, che ormai a 24 ore sono praticamente sicure, partire in modo da conservare un margine di tempo, ma soprattutto un margine di luce da avere a disposizione nel caso qualsiasi imprevisto possa succedere. I volontari del soccorso alpino ne hanno viste davvero di tutti i colori, compresa questa. Quest'anno abbiamo recuperato delle persone, parlando di attrezzatura, che avevano perso le suole delle scarpe, proprio fisicamente le suole delle scarpe erano staccate dalla scarpa, quindi questo significa che l'attrezzatura va curata, va fatta un minimo di manutenzione. Con la montagna c'è poco da scherzare, anche perché quest'anno bisogna fare i conti con il disastro lasciato dalla tempesta Vaia, con i sentieri resi impercorribili dagli schianti. L'escursionista tende ad aggirare l'ostacolo piuttosto che a valutare di ritornare indietro. Aggirare l'ostacolo significa improvvisare dei percorsi che alle volte non portano da nessuna parte, ma anzi portano ad incrodarsi. E se dovesse comunque venirvi in mente di andare per Crode in infradito, ecco un monito che può far cambiare idea a molti. L'intervento dell'elicottero di soccorso è infatti gratuito se all'ingresso in ospedale il codice del ferito è almeno giallo. Se il medico del 118 dichiara che il codice è un codice bianco, quindi non ha bisogno di cure da 118 da pronto soccorso, allora scatta la tariffa che nel Veneto è di 90 euro al minuto di volo. Uomo avvisato, mezzo salvato, per tutto il resto ci sono i volontari del soccorso alpino.